Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Il docente dell'Unical Francesco Aiello rappresenterà il movimento nelle elezioni regionali, intanto Salvini annuncia nella prossima settimana il nome del centrodestra. 1000 lavoratori impegnati nelle operazioni di pulizia delle scuole calabresi rischiano licenziamento, protesta questa mattina a Catanzaro. Protestano i cittadini per le lunghe code e l'estenuante attesa negli uffici ticket e prelievi all'ospedale L'Annunziata di Cosenza. Con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta, la procura di Paola ha disposto l'interdizione dalla professione per 5 commercialisti. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Viaggiava con 10 kg di marijuana in auto. L'uomo è stato bloccato nei pressi di un'area di servizio lungo l'autostrada del Mediterraneo dei Carabinieri di Vibo Valentia. Sono in aumento i furti nelle abitazioni nell'area della Valle del Crati. I ladri sono specializzati nell'individuare e svaligiare le casseforti. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la politica in primo piano in questa edizione. I 5 Stelle hanno sciolto le riserve dopo il via libera della piattaforma Rousseau, che ha sancito la possibilità per i 5 Stelle di candidarsi in Calabria, così come in Emilia, avere un proprio candidato. È arrivato anche il nome, quello di Francesco Aiello, che avevamo anticipato giorni fa. Ci sono movimenti anche negli altri partiti, nel centrodestra. In particolare Salvini ha detto nella prossima settimana scioglieremo le riserve, nel centrosinistra si valutano ancora delle possibili candidature, mentre va avanti la campagna elettorale degli altri 2 candidati. Sentiamo. Dopo il via libera dalla piattaforma Rousseau arriva la scelta del candidato alla presidenza della regione, che come da noi anticipato qualche giorno fa è ricaduta sul docente dell'Università della Calabria Francesco Aiello. Sarà lui, anche se si è preso qualche giorno di tempo per decidere, ad incarnare lo spirito politico del movimento. Lo farà da indipendente, chiamando accanto a sé quel civismo auspicato dallo stesso capo del movimento Di Maio. Cambia insomma l'atteggiamento dei pentastellati, costretti a piegarsi ai desiderata dei territori. Se i 5 Stelle hanno deciso, ci vorrà ancora del tempo per sapere chi rappresenterà il centrodestra. Oggi Salvini ha detto che la scelta sarà la migliore possibile e che il nome sarà reso pubblico nella prossima settimana. Nulla di nuovo invece nel Partito Democratico, che continua a sondare candidature spendibili, setacciando nella cosiddetta società civile, adesso che è tramontata definitivamente la possibilità dell'abbraccio con il Movimento 5 Stelle ed è costretto a muoversi in autonomia. Quell'autonomia nelle scelte che gli amici di Oliverio rivendicano, ma che non fa breccia né nel commissario Graziano, né in Oddati e nemmeno in Zingaretti. Alla fine l'uscente si vedrà costretto, se la situazione non muterà, a fare necessità virtù, puntando sui compagni di sempre, che ancora una volta gli dimostrano attaccamento. Adesso che anche dal PD di Crotone arrivano segnali che vanno in questa direzione, la partita comincia a farsi interessante. Vedremo per esempio se, verso i dissidenti, il partito assumerà dei provvedimenti. Discorso diverso sia per Carlo Tanzi che per Giuseppe Nucera, che continuano la loro corsa in solitaria, incontrando i cittadini calabresi e spiegando loro che idea hanno della Calabria che verrà. E adesso la pagina del lavoro, un'altra protesta, l'ennesima, questa volta sono in 1000 a rischiare il lavoro, sono impegnati nelle operazioni di pulizia delle scuole calabresi e per loro aleggia lo spettro del licenziamento. Questa mattina hanno protestato a Catanzaro. Un centinaio di addetti alle pulizie delle scuole hanno attuato un sit-in davanti all'ufficio scolastico regionale. Sono arrivati a Catanzaro da tutta la Calabria perché dal 1 gennaio prossimo molti di loro rischiano di rimanere senza lavoro. Fino ad oggi i lavoratori e i servizi svolti sono stati tenuti in piedi grazie alle somme destinate dallo Stato attraverso appalti pubblici. Adesso però c'è un decreto legge che ha messo la parola fine agli appalti esterni nelle scuole pubbliche, decidendo di stabilizzare e internalizzare i lavoratori. Una buona notizia? Per nulla, denunciano i sindacati. Perché è successo che ultimamente le aziende dove loro sono assunti perché lavorano in appalto per conto del Ministero dell'Istruzione hanno mandato le lettere di licenziamento collettivo. Quindi rischiamo una macelleria sociale perché rischiamo a fine anno di trovarci 1200 licenziamenti in Calabria e sono già stati avviati. I sindacati chiedono adesso al governo di farsi carico dell'avvertenza per scongiurare i licenziamenti e per fare in modo che tutti i lavoratori vengano stabilizzati dal 1 gennaio 2020. È un decreto che penalizza e mortifica tutti i lavoratori perché prevede la stabilizzazione di circa il 70% dell'attuale forza lavoro. Sono persone, sono lavoratori che hanno buttato una vita in questo servizio, sono lavoratori che svolgono un servizio rivolto a bambini, sono lavoratori che hanno il diritto di essere stabilizzati. Il decreto emanato dal Ministero del Lavoro non prevede ciò.
Altra protesta di diversa natura, questa volta per i disagi che si affrontano quotidianamente quando serve confrontarsi con gli uffici ticket o prelievi nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Vediamo. Se dovete fare un prelievo all'Annunziata di Cosenza, armatevi di pazienza, ma di tanta pazienza. Queste immagini girate stamattina da una nostra telespettatrice con il telefonino testimoniano le lunghe file. Ore 10:18, il display segnala il numero 65, lei a 172 come numero di prenotazione. La media ci dice di un prelievo è 40 minuti. Fate un po' voi i conti. C'è gente fuori, nelle salette, addirittura qualcuno ha pensato di arrivare presto alle 7:30 nella speranza di riuscire a sbrigarsi presto, ed invece no, si resta prigionieri, ore di attesa per essere chiamati. La disavventura della nostra telespettatrice finisce circa 3 ore dopo, quando finalmente l'infermiera effettua l'esame. Gli operatori sono pochi, fanno il possibile, lo spiegano agli utenti di essere stati decimati da quota 100, colleghi che sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Inoltre chi ha l'esenzione con le ristrettezze imposte dai laboratori privati si riversa sull'ospedale, conseguenze disagitanti per chi ha bisogno delle prestazioni. Insomma, se si lavora è necessario prendere un giorno di ferie per poter fare un'analisi. Molti rinunciano a curarsi, una regione, la nostra, sul fronte della sanità in cui è impossibile ammalarsi. Adesso con la cronaca, con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta, la Procura di Paola ha disposto l'interdizione dalla professione per 5 commercialisti. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Una maxi truffa scoperta sul Tirreno cosentino, 5 i commercialisti coinvolti, sospesi per un anno, interdetti dalla professione, sequestrati oltre 3,5 milioni di euro. I professionisti curavano gli adempimenti di 14 aziende, tutte ubicate sul Tirreno cosentino. Il sistema scoperto dalla Guardia di Finanza, le indagini coordinate dalla Procura di Paola. Siamo partiti dalle premesse dell'operazione Matassa del 2017, dopodiché abbiamo approfondito investigativamente il ruolo di alcuni consulenti proprio per verificare come era stato possibile arrivare a quella situazione di fraudolenza, e le investigazioni hanno proprio evidenziato il contributo di alcuni professionisti che attraverso l'apposizione di visti di conformità non spettanti hanno consentito di fatto di poter accedere all'istituto della compensazione. Ai professionisti si tratta di Antonio Perricone, Raffaele Rizzo, Lorenzo Guagliano, Monetta Ciriaco e Maria Giuseppina Cardaciotto, tutti operanti sulla costa tirrenica. Vengono contestati reati che vanno dal concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici a quello di indebita compensazione. Le indagini sono durate diversi mesi, perché ovviamente si è trattato di esaminare tutta una serie di atti e documenti molto articolati, molto complessi. Peraltro l'ufficio ha anche ritenuto di voler acquisire agli atti l'eventuale ricostruzione alternativa e quindi giustificazione da parte degli odierni indagati, alcuni dei quali legittimamente si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, altri hanno fornito delle spiegazioni che erano in contrasto secondo il nostro punto di vista, ed evidentemente anche secondo il punto di vista del giudice per le indagini preliminari, con le risultanze procedimentali. 3 persone infine sono indagate per il reato di calunnia nei confronti dei finanzieri, in quanto attraverso la presentazione di querele definite infondate nel corso dell'incontro con i giornalisti in Procura a Paola puntavano ad ostacolare le indagini attraverso vere e proprie intimidazioni ai militari. 5 mesi fa a Crotone il tentato suicidio di una sedicenne. Dopo quell'episodio la squadra mobile della città pitagorica ha avviato le indagini che hanno portato alla luce una drammatica situazione familiare fatta di botte, insulti e minacce da parte del padre padrone. Adesso l'uomo, un 46enne pakistano, è stato arrestato. La polizia di frontiera l'ha arrestato a Fiumicino, nei pressi dell'aeroporto. Si tratta di un pakistano di 46 anni residente a Crotone che per anni avrebbe picchiato e maltrattato i suoi familiari.
familiari, un comportamento violento che avrebbe indotto la figlia sedicenne nel giugno scorso a tentare il suicidio. Da 5 mesi la ragazza è in coma, ma da quell'episodio è partita l'indagine della squadra mobile di Crotone che ha portato alla luce una drammatica situazione familiare. Quello che abbiamo potuto appurare come questo gravissimo gesto che è stato compiuto, disperato gesto compiuto da questa ragazza, trova magari la sua origine, la sua genesi in quello che era un contesto familiare che è emerso particolarmente drammatico, nel quale viene imputato al papà di essere l'autore di tutta una serie di maltrattamenti nei confronti dell'intera famiglia. In particolar modo viene imputato al papà di aver posto in essere sia violenze di tipo fisico, psicologico, ma anche di tipo economico, in quanto sono state riscontrate delle situazioni di ristrettezza tale che sfioravano l'indigenza e che quindi appunto secondo il nostro legislatore vengono assolutamente censurate in una situazione familiare che deve trovare la collaborazione di tutti quanti i componenti. L'uomo spesso picchiava la moglie, in un'occasione è stata buttata giù dalle scale durante l'ultima gravidanza e si accaniva anche contro i figli, come prendere in giro o denigrare la figlia sedicenne per il suo aspetto fisico. Dopo il tentato suicidio della ragazza, l'uomo aveva lasciato l'Italia. Si trovava presumibilmente in Pakistan. È stato fatto ovviamente un'attività di ricerca del padre. Quando si è capito che effettivamente aveva lasciato il territorio nazionale, sono state poste in essere tutta una serie di attività che hanno visto anche la collaborazione della Polizia di Frontiera di Fiumicino, che una volta che ha avuto contezza del rientro in Italia della persona ci ha avvisato prontamente e da qui appunto la persona è stata bloccata al suo rientro in Italia e gli è stata notificata l'ordinanza. L'uomo adesso è stato ammanettato mentre le condizioni della ragazza sono ancora molto gravi. Si trova in uno stato vegetativo e probabilmente appunto saranno irreversibili perché ha avuto comunque delle ripercussioni, la mancanza di ossigeno fondamentalmente al cervello a seguito del tentativo di impiccagione che ha posto in essere. Prossimo servizio dedicato all'ennesimo femminicidio è avvenuto in Toscana, in provincia di Lucca. Chiara Corrado, 40 anni. Ne parliamo perché la persona fermata invece è un calabrese fermato a San Nicolarcella. Uccisa presumibilmente tra la fine di luglio e la metà di agosto, colpita con un corpo contundente, forse un sasso, alla testa, è quanto ricostruito al momento dai carabinieri in merito alla morte di Chiara Corrado, 40 anni, originaria di Pisa, il cui cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto domenica scorsa in una roulotte a Torre del Lago in Versilia. Per l'omicidio è stato fermato la notte scorsa a San Nicolarcella un 46enne, Graziano Zangari, operaio edile originario della Calabria, che aveva lavorato in una ditta di Viareggio e con cui la vittima aveva una relazione conflittuale. Proprio questo sarebbe stato il movente del delitto per i militari del nucleo investigativo del reparto operativo dei Carabinieri di Lucca e della compagnia di Viareggio che hanno condotto le indagini. L'uomo, secondo quanto spiegato, interrogato dopo essere stato fermato, avrebbe fatto delle ammissioni. In particolare, secondo quanto riferito dai militari, il cadavere era stato occultato in un telo di plastica, sigillato con del nastro adesivo e la roulotte era stata poi chiusa dall'esterno. La donna aveva inoltre le mani e il collo legati con corde e presentava una frattura al cranio. A indirizzare le indagini nei confronti del 46enne anche il fatto che in un box in uso all'uomo, controllato in Versilia, i militari hanno trovato un sacco, corde e guanti del tutto simili a quelli presenti rinvenuti nella roulotte, nonché un cuscino intriso di sangue e vari oggetti e indumenti femminili. Abbiamo utilizzato le immagini della TV Noi TV per raccontarvi questa storia, adesso andiamo a Palmi per un sequestro di beni. L'accusa è di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per questo il titolare di un'impresa del settore farmaceutico con sede a Palmi è stato colpito da un'ordinanza di misura cautelare personale consistente nel caso nell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Alla misura personale si è aggiunto il sequestro di beni per un valore di 960.000 euro. I provvedimenti di oggi scaturiscono da un'indagine della Guardia di Finanza di Palmi con il coordinamento della locale procura. Secondo quanto ricostruito dal procuratore capo dottor Ottavio Sferlazza e dal suo sostituto Daniele Scarpino, oltre che dalle fiamme gialle, l'imprenditore sistematicamente avrebbe distratto somme di pertinenza dell'impresa per utilizzarle per fini estranei, pregiudicando gli interessi legittimi dei creditori e non ottemperando agli obblighi di imposta che aveva. Questo risultato è l'effetto di una precedente indagine avviata sul fallimento dell'impresa. Un uomo viaggiava con 10 kg di marijuana in auto, è stato fermato nei pressi di un servizio lungo l'autostrada Mediterraneo dai carabinieri di Vibo Valentia. Vediamo.
A bordo di una BMW si era lanciato a tutta velocità in autostrada, sfrecciando lungo la corsia sud sorpasso dopo sorpasso, finché non è incappato in una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vibo Valentia in servizio di controllo del territorio, che si sono lanciati all'inseguimento, bloccandolo all'altezza dell'area di servizio, nel tratto tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio. Dopo i controlli di rito, i militari, insospettiti dell'atteggiamento e della frenesia dell'uomo, hanno deciso di procedere alla perquisizione anche del mezzo, e qui è arrivata la sorpresa. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti oltre 10 kg di marijuana. A quel punto i carabinieri lo hanno arrestato e già nella serata di ieri portato al comando provinciale per le procedure di rito, per poi trattenerlo per tutta la notte in caserma. Si tratta di Francesco Fiumara, un pregiudicato di 46 anni di Rosarno che questa mattina, avendo i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia effettuato tutto quanto necessario, una volta riconfermato l'arresto, si è proceduto al suo trasferimento presso la casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. In aumento i furti nelle abitazioni nell'area della Valle del Crati, ladri sarebbero specializzati nell'individuare e svaligiare casseforti. Da qualche settimana che in alcuni centri dell'entroterra cosentino, in particolare nella Valle del Crati, si stanno verificando alcuni furti nelle abitazioni. L'obiettivo dei malviventi sono a quanto pare le casseforti. È accaduto a Bisignano, dove sono già al lavoro i carabinieri per cercare di individuare la banda che è entrata in azione anche ad Acri e a Torano Castello. Secondo le prime indagini sono almeno 3 gli episodi accertati e tutti si sono svolti con le stesse modalità. Le rapine avvengono solitamente appena cala il buio e quando i proprietari non sono in casa. La banda, probabilmente composta da persone straniere, irrompe nelle abitazioni e dopo aver individuato la cassaforte, con l'utilizzo anche della fiamma ossidrica, porta via tutto ciò che trova all'interno, contanti, monili e preziosi. In un caso hanno persino sradicato dal muro il forziere. Scelgono luoghi isolati, approfittando dell'assenza dei proprietari, agiscono indisturbati, secondo gli inquirenti anche utilizzando alcuni metal detector palmari facilmente reperibili sul mercato e piuttosto affidabili, in grado di rilevare metalli preziosi. Le indagini sono in corso, i militari stanno raccogliendo particolari importanti, anche acquisendo le riprese delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona dove sono avvenuti i furti. In queste ore hanno rafforzato le ispezioni e intensificato i controlli sul territorio per cercare elementi utili ad individuare i malviventi. Abbiamo parlato di politica in apertura, ebbene la Procura Generale di Catanzaro ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza con la quale la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di incandidabilità dell'ex sindaco di Lamezia Paolo Mascaro, in carica nel 2017, anno in cui il Comune fu sciolto per presunti condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Mascaro, dopo lo scioglimento dell'ente, si è ricandidato a sindaco ed è in corsa per il turno di ballottaggio fissato per domenica prossima, 24 novembre, con l'altro candidato Ruggero Pegna. E adesso l'apertura, l'inaugurazione presso la cittadella del volontariato di Cosenza dello sportello in rosa, un punto di incontro, ascolto e cammino per le donne. A Cosenza, all'interno della cittadella del volontariato di Via degli Stadi, è stato inaugurato lo Sportello in Rosa, uno spazio concesso dall'amministrazione comunale che ha aderito al progetto Incontro, Ascolto e Cammino da donna a donna, ideato e realizzato dall'associazione Meda Calabria e sostenuto da Komen Italia. Ascolto, accoglienza, condivisione, ma anche incontro e cammino hanno da sempre caratterizzato l'agire amministrativo della città di Cosenza e per vocazione oggi caratterizzano l'agire di questa associazione di volontariato, la Meda Calabria, che insieme all'amministrazione comunale inizia appunto un cammino per le donne verso le donne con tumore al seno. Lo Sportello in Rosa costituisce uno spazio nel quale donne che hanno affrontato o stanno affrontando patologie di neoplasie mammarie si incontrano, si ascoltano, si raccontano, vivendo momenti rilassanti in un ambiente sereno e protetto nel quale anche le loro famiglie trovano accoglienza e confronto e dove si svolgono anche attività di danza, fitness, presentazioni di libri e incontri con esperti in campo oncologico. Questo sportello dà l'opportunità
l'opportunità di poter ascoltare esperienze di persone che stanno vivendo, che hanno passato, che hanno vinto questo male, quindi una condivisione, nello stare insieme, nel potersi aiutare, nello stesso tempo avere una voce femminile a rosa che può interloquire con le varie amministrazioni, con i vari enti, portando la problematica abbastanza importante e sentita. Prossimo servizio dedicato invece alla visita della Presidente della Fondazione Internazionale dei Lions in Calabria. Sentiamo. La Presidente della Fondazione Internazionale dei Lions, Gudrun Ingadottir, scienziato biomedico di origine islandese, ma soprattutto è stata la prima donna in 102 anni di vita dell'associazione a ricoprire la carica di Presidente dei Lions Internazionale, in visita ufficiale a Cosenza presso il distretto 108YA dell'attuale governatore Nicola Clausi, che ha dato un importante contributo economico alla Fondazione, 10.000 euro. La visita nella città di Abruzzi rientrava nelle 5 tappe scelte dal Presidente. Ingadottir. In effetti ha solo una settimana per fare queste tappe ed è un modo per essere a contatto con i vari club estesi nel territorio, diciamo un'opportunità di spiegare ciò che la Fondazione effettivamente fa. Quell'associazione che raccoglie i fondi per poi poter rendere possibile gli aiuti in tutto il mondo. Dopo la visita a Palazzo Arnone e quella su Corso Mazzini, dove i Lions hanno installato una mappa tattile per i non vedenti, la serata è proseguita presso un noto locale di Cosenza, nel corso della quale hanno sfilato i gioielli del maestro orafo Michele Affidato, che per l'occasione ha fatto omaggio di un gioiello per contribuire alla causa. Il distretto ha risposto benissimo, anche in termini di offerte, perché poi il Lions ha la capacità di aiutare chi ha bisogno, ha la capacità di intervenire in caso di catastrofi, quindi c'è bisogno di una raccolta fondi perché il mondo purtroppo ha sempre più bisogno. Adesso lo sport, il calcio, la Serie B si comincia domani con il big match fra Benevento e Crotone, poi un'altra sfida molto interessante con un passato alle spalle, quella fra Ascoli e Cosenza. Si torna in campo dopo un turno di stop e da domani in Serie B inizia un vero e proprio tour de force che porterà Cosenza e Crotone a disputare 7 gare consecutivamente da qui fino alla fine dell'anno. I lupi, dopo aver recuperato energie fisiche e mentali, si preparano ad affrontare la seconda trasferta consecutiva. Sono partiti subito dopo pranzo alla volta di Ascoli Piceno, dove allo Stadio del Duca sfideranno una formazione ben assortita, ambiziosa, che punta a raggiungere i play-off. Vedendo i valori della rosa dell'Ascoli non sarà certo una partita facile per noi. È una squadra che era partita fortissimo, poi ha avuto un attimino di calo perché è fisiologico in tutte le squadre. Noi siamo partiti piano e stiamo salendo piano piano per quello che ci compete. Loro, secondo me, quando c'hai davanti Scamacca, Ardemagni, Da Cruz, Rossetti, Ninkovic e compagnia bella, vuol dire che sei attrezzato per fare un campionato d'avanguardia. Io credo che l'Ascoli sia una squadra importante del nostro campionato, però al tempo stesso andiamo là, ci giochiamo la partita perché siamo in condizioni di poterlo fare. È una squadra ben allenata, il Zanetti lo conosciamo, ha cambiato modulo perché a Sud Tirol giocavano 3-5-2, lì giocano 4-3-1-2 a parte a Crotone. È un ragazzo che sicuramente farà bene nel calcio, perciò ci dobbiamo preparare bene, dobbiamo rispondere metro su metro, colpo su colpo, perché se non facciamo questo perdiamo. Giocherà Pierini dal primo minuto, così come a Trapani. La conferma dopo la bella prestazione offerta con la doppietta firmata dal calciatore. Litteri e Rivière si contendono invece l'altro posto da titolare. Gioca dall'inizio perché se l'è meritato. Prima contro seconda, domani pomeriggio al Vigorito, il Crotone punta a vincere per sfatare il tabù casalingo del Benevento, che dura da ben 7 mesi. Si sfidano 2 formazioni che puntano alla promozione diretta. La squadra di Stroppa ha il secondo miglior attacco del campionato, mentre quella di Inzaghi la migliore difesa. Sarà una gara da seguire e che siamo certi regalerà tantissime emozioni. Noi non guardiamo la classifica, quindi l'affronteremo al massimo. So che sicuramente il Benevento l'affronterà al massimo ed è una
una partita da vivere al massimo delle potenzialità di tutte le squadre, non parlo soltanto della mia ma di tutte e due. Campo bello, ci sarà pieno di gente, cosa migliore per poter scegliere di fare il calciatore. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. Ancora 2 giorni di fase meteo interlocutoria prima di un netto peggioramento previsto per la giornata di domenica. Un'ennesima perturbazione atlantica entrerà attraverso il Mediterraneo centrale e scaverà un minimo depressionario che transiterà verso il sud della nostra penisola per la giornata di domenica. Domani poche nuvole al mattino e nel corso della giornata, con l'attivazione di un moderato scirocco, assisteremo ad un aumento della nuvolosità a partire da sud, con prime piogge in successione sui settori ionici del Reggino, Catanzarese e Basso Crotonese dal pomeriggio sera. Temperature in aumento nei valori massimi. Passiamo ai mari e venti. Domani venti moderati da scirocco ovunque, con mari mosso il settore tirrenico-cosentino e quello ionico-reggino, poco mosso nei rimanenti settori. Ovunque il motondoso tenderà ad aumentare dalla tarda serata. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.